Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, non solo, andremo anche sui siti perché il tema principale che troviamo sulle pagine dei quotidiani nazionali è legato alla pace, quella che dovrebbe essere almeno la pace in terra d'Ucraina, per cui nell'Oriente europeo, perché c'è una triangolazione importante che riguarda gli Stati Uniti, che riguarda appunto l'Ucraina e la Russia, ma anche le posizioni di NATO e Unione Europea. Andremo a vedere tutto questo sulle pagine dei quotidiani. Troviamo anche una notizia importante per quanto riguarda l'economia italiana, cioè lo spread che scende ai livelli del 2009, pensate, un altro attestato di stima per l'Italia dopo la notizia che arriva dell'occupazione invece in crescita nel mese di ottobre. C'è stato poi sui giornali tanto spazio anche per il giorno dei saluti a Nicola Pietrangeli, grande tennista del passato, la storia del tennis italiano. Vi porto subito sull'ANSA, il sito ovviamente ANSA Nazionale, per farvi vedere le ultime che troviamo legate alla questione ucraina, con Putin che dice questo: Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza, una regione che abbiamo imparato a conoscere, quella del Donbass, quella zona di confine fra la Russia e l'Ucraina, contesa fra le due nazioni in guerra ormai da anni. Intervista del presidente russo alla TV indiana, Trump sta cercando sinceramente di trovare una soluzione, ma non è facile. E infatti tutto parte da lì, ci stiamo spostando sulle pagine dei quotidiani nazionali, che fra poco vi faremo vedere, perché Trump nella serata per noi, nella serata italiana di ieri, in una audizione nella Sala Ovale ha detto Putin vuole sinceramente la pace. La situazione appunto però è strategica in quella triangolazione che vi dicevo, con Unione Europea e NATO, che invece non la pensano allo stesso modo di Trump. Tanto è vero che sul Corriere della Sera, guardate il titolo che troviamo, NATO e Unione Europea, il muro anti-Putin, la linea di rotte, stiamo parlando NATO dunque, senza intese avanti con forniture militari e sanzioni. E Bruxelles approva lo stop al gas dello zar, altra misura che arriva contro la Russia. E ce n'è una a favore dell'Ucraina, che è questa: armi a Kiev, il decreto entro fine anno, dunque gli aiuti che proseguono per l'Ucraina. NATO e Unione Europea che si schierano appunto con la nazione di Zelensky, continuano gli aiuti nel momento in cui non arriverà appunto la pace. Le altre notizie che vi davamo poco fa, questo sullo spread che scende sotto quota 70, mai così dal 2009, con la Meloni che dice restituita credibilità, ed è un dato certamente importante al di là della visione politica, l'Italia che non raggiungeva questa quota appunto da ben 16 anni, è un tema certamente importante. Come è un tema quest'ultimo, con la foto che vediamo, di una parte importante della storia del tennis italiano che un tempo era racchiusa in questi due personaggi. Panatta, che vediamo nella foto, andare a rendere l'estremo saluto a Nicola Pietrangeli, morto a 94 anni. Erano loro il tennis italiano, lo sono sempre stati, e ora ovviamente ci sono tutte le nuove figure che conosciamo con un tennis alle stelle, ma certamente restano le figure storiche come quella di Pietrangeli. Vi faccio vedere poi gli altri titoli, perché dicevamo sui quotidiani nazionali si ritorna a parlare di Ucraina e di Russia, ma lo si fa dai vari punti di vista. Per cui abbiamo visto il punto di vista ad esempio della NATO, guardiamo quello dell'Unione Europea, lo troviamo su Repubblica, perché il titolo di Repubblica è questo: l'Unione Europea stop al gas russo. Intanto in Ucraina salta l'incontro di Zelensky con Witkoff, una mossa di von der Leyen anche sugli asset. Meloni, e l'abbiamo letto anche sul Corriere della Sera, entro fine anno il decreto per Kiev, il sì non scontato, dice Salvini. Intanto c'è un duello sul MES con Tajani, insomma c'è anche una maggioranza che si deve mettere d'accordo sotto certi punti di vista, ma che va decisa e compatta verso delle misure insieme all'Unione Europea che potrebbero essere contrarie
alla Russia, e contrari ovviamente alla Russia sarebbero anche gli aiuti nei confronti di Kiev. Non stiamo parlando solo di armamenti, ma sono notizie che vengono confermate, che le ha confermate e che ha confermato la stessa Giorgia Meloni. Le troviamo sul Giorno con gli aiuti a Kiev confermati, appunto il decreto che dovrebbe arrivare entro l'anno. La Premier, dopo le frasi di Capodragone della NATO che hanno destato non poche polemiche, misurare le parole, dice Meloni. Invio di armi, la Lega frena, negoziati in stallo, gli inviati negli Stati Uniti non si fermano da Zelensky, inchiesta dell'Unione Europea con Mogherini rilasciata. Questo è un altro tema della giornata di ieri. Sul Giorno troviamo anche varie foto di personaggi dello sport e non solo, perché si parla di spirito olimpico. Ricordiamo che appunto fra 2 mesi ci sono le Olimpiadi in Italia, Milano Cortina. Stiamo parlando delle Olimpiadi invernali che sono organizzate, come sappiamo, dal nostro paese. Situazione dunque che si ribalta, ritorniamo alla questione russo-ucraina, quando si va a parlare di Trump. Abbiamo letto delle sue parole rassicuranti nei confronti di Putin. Abbiamo letto dall'ANSA poco fa Putin che ha ribadito come Trump si stia spendendo, eppure c'è già qualcuno che considera fallimentare la missione degli Stati Uniti per portare alla pace. Ad esempio su Domani, questo è il titolo che troviamo: Ucraina, il nuovo flop di Trump, i negoziati con Putin all'anno zero, fallito l'incontro tra lo zar e Witkoff, salta il vertice con Zelensky, Mosca non cede su territorio NATO, Meloni che parla della Russia che non mostra disponibilità alla pace. Guardate come cambiano i punti di vista sulla base dell'appartenenza territoriale, così vogliamo dire. L'Italia è nell'Unione Europea e ha questo tipo di visione. Gli Stati Uniti, sentendo Trump, ne hanno un'altra, ma l'idea è quella che abbiamo visto nelle pagine di Domani. Ma qual è la situazione in Ucraina? Perché poi si discute tanto di pace, di trattative, di tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, della diplomazia che si è messa in gioco, di quello che non si riesce ad ottenere, ma la realtà è che c'è un territorio che è devastato dalla guerra, un po' come era successo ad esempio a Gaza City per quanto riguarda la striscia appunto e il Medio Oriente. Il Manifesto ha fatto un reportage sulla terra di nessuno del Donbass, così lo chiama il Manifesto, dietro l'ultima fortezza dell'Ucraina, sempre più in crisi, questa terra appunto che abbiamo imparato ormai a conoscere e anche a citare nei passaggi legati appunto ai quotidiani e alle notizie che arrivano dal mondo, e che abbiamo letto poco fa. Putin vorrebbe liberare con forza qualora l'Ucraina non arrivi ad arrendersi. Questa è la situazione che troviamo. Ricordiamo che tanti osservatori neutrali avevano detto nelle scorse settimane che sarebbe stato complicato arrivare ad una pace entro il 2025, come in molti avevano detto, ed in effetti stiamo arrivando alla fine dell'anno ed è difficile ipotizzare che si possa arrivare veramente ad una fine del conflitto, anche se le forze in campo ce la stanno mettendo tutta, fra virgolette, ognuno però tentando di tirare l'acqua al proprio mulino. Tanto è vero che Riformista fa questo titolo, guardate: la storia infinita. La guerra russo-ucraina continua, l'Unione Europea alza la voce e taglia il gas, ecco perché la storia è infinita. Poi c'è un riferimento al dragone e al nome di Atreyu, e a Roma si prepara la grande saga della politica appunto di Atreyu, che poi è, lo ricordiamo, il nome simbolo della riunione di Fratelli d'Italia. Questi sono i titoli principali su Russia-Ucraina, che rimangono il tema dominante della giornata di ieri per quanto riguarda le notizie, dunque di oggi sui quotidiani. Ma c'è dell'altro, come vi abbiamo detto, sullo spread in Italia che si abbassa sensibilmente. Diventa il titolo ad esempio del Messaggero, che oltre a rendere omaggio e onore a Pietrangeli, Roma si inchina a Pietrangeli. Leggiamo dal quotidiano
Cristiano Romano in questa immagine con la camera ardente, lo ricordiamo, nei pressi, nello stadio del tennis intitolato a Pietrangeli, al Foro Italico, ma il titolo d'apertura è questo: spread mai così basso dal 2009. Per la prima volta sotto i 70 punti, i titoli sovrani italiani sono gli unici nell'Eurozona a registrare una flessione nell'anno. Effetto di domanda record e 7 promozioni sul rating. E dunque questo l'altro tema della giornata, ricordiamo in una giornata in cui molti appunto aprono con la questione russo-ucraina, qualche quotidiano, anche generalista come il Messaggero, va su questa notizia. Ovviamente questa notizia è l'apertura invece di alcuni quotidiani che sono di natura prettamente economica, come ad esempio Milano Finanza, che apre con il titolo pressappoco lo stesso che abbiamo visto sul Messaggero: lo spread che scende sotto 70, il differenziale fra BTP e Bund ai minimi da 16 anni, Italia sempre più apprezzata sui mercati, il rendimento del decennale ripiega al 3,44%, borse europee deboli per il calo di posti di lavoro negli Stati Uniti, il Bitcoin risale a $93.000, questo è il titolo che troviamo su Milano Finanza. Per restare sui quotidiani economici andiamo sul Sole 24 Ore, che invece si concentra sulla manovra per gli iperammortamenti. Ci sarà tempo fino al 30 di settembre del 2028, per cui si allungano i tempi. Trovate risorse finanziarie per allungare l'agevolazione alle imprese italiane che sperano di uscire dal momento di sofferenza. Vi faccio vedere altri titoli, gli ultimi di questa prima parte della nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani nazionali, attingendo dalla Verità, perché oltre al titolo di apertura del quotidiano, l'Europa vuole l'oro degli italiani, 2.452 tonnellate sono detenute nella Banca d'Italia, che però ovviamente non le possiede, le gestisce per conto del popolo. La BCE ora si oppone al fatto che ciò venga specificato nel testo della manovra, che attende l'ultima formulazione da parte del MEF. Ma vi faccio vedere una notizia invece che riguarda da vicino gli italiani, e che è questa: il prezzo del gas cala del 13% grazie ai colloqui di pace, ma il green affossa la bolletta, quotazioni abbattute in pieno inverno da quando le trattative si sono fatte serie, per colpa, sostiene il quotidiano diretto da Belpietro, di Ursula e C. E dunque noi non ne beneficiamo. Il prezzo del gas cala, il ribasso coincide con l'annuncio del piano di pace, l'energia resta però carissima, e ce ne accorgiamo ovviamente tutti quanti nelle bollette. Vi faccio vedere l'ultimo titolo, che è quello del manifesto. Abbiamo visto già il manifesto per l'Ucraina, ma il manifesto che torna ancora sull'educazione sessuale a scuola. Papà non vuole, questo è il titolo: senza il consenso dei genitori vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive. Nei licei compaiono liste degli stupri e la Camera approva la legge oscurantista di Valditara. La famiglia innanzitutto, esulta la destra, le aule non sono circoli trans femministi. Questo il tema sollevato dal manifesto. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo con le pagine dei quotidiani regionali e il nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte della nostra rassegna stampa. Partiamo con i quotidiani regionali e dal nostro sito siciliaweb.it con le notizie aggiornate, le ultime proprio della mattinata di oggi. Ecco il nostro sito con questi titoli che troviamo. A Catania, ubriaco con l'auto tra le bancarelle di Natale, è andato a sbattere contro i pali di protezione del mercatino. Ma troviamo altre notizie: nei bagagli 6 kg di corallo a rischio estinzione, le troviamo qui di Spalla. Oppure quest'altra: si sente male durante la lite coi vicini e viene salvato dai carabinieri. Anche notizie curiose che troviamo appunto sul nostro sito, compresa quella importante che riguarda ad esempio le scuole.
quali sono le scuole top a Catania e a Palermo. Vi invitiamo appunto ad andare a leggere il pezzo integralmente sul nostro sito per scoprire quelle che sono appunto le scuole top in Sicilia. Torniamo invece adesso ai quotidiani, perché la notizia più importante di ieri, l'avete sentita anche nel corso del nostro telegiornale, è legata all'inchiesta e all'arresto ai domiciliari di Totò Cuffaro. È una notizia che prende spazio anche sui quotidiani nazionali. Qui siamo su Repubblica, ad esempio, con il titolo che è questo: corruzione, arrestato Cuffaro a capo di un sistema di potere, torna ai domiciliari l'ex governatore della Sicilia che aveva già scontato 5 anni per mafia, nessun provvedimento invece per Romano. Svolta nell'inchiesta su appalti e nomine della sanità, per il GIP di Palermo è elevato il rischio che possa reiterare il reato. Ecco perché è arrivata la misura cautelare appunto dei domiciliari. Le manovre di Totò per scegliere i manager, ne parlo con Schifani. Questi sono i temi delle intercettazioni che ritroviamo anche in questo articolo di Salvo Palazzolo. Ovviamente i quotidiani regionali sono pieni di questa notizia, aprono spesso e volentieri, se non tutti praticamente, con questa notizia che troviamo ad esempio sulla prima pagina della Sicilia. Anche in questo caso stiamo parlando del titolo di apertura: corruzione, Cuffaro ai domiciliari, un sistema di condizionamento, misure per altri 5, non per Romano. Nelle carte il nuovo filone su sanità e formazione, è il tema appunto della inchiesta. C'è anche il tema legato alla Liberty Lines, ne parleremo fra pochissimo, il GIP che decapita Liberty Lines, misure per 7 mezzi insicuri. Ma sulla prima della Sicilia parliamo anche di aerei, con il racconto: le compagnie aeree siciliane fra flop e nuovi progetti. Si vedono aerolinea siciliane e poi Winjet e Etna Sky, che potrebbe essere magari il futuro per quanto riguarda i voli aerei. Ma restando sulla notizia di Cuffaro, l'apertura è anche su Repubblica Palermo. Così Cuffaro decideva, gare e nomine, arresti domiciliari per l'ex governatore, 2 dirigenti, nessuna misura per Romano. Il GIP che parla di un sistema di potere che ha condizionato in modo illecito sanità e agricoltura. Le pagine interne discutono e danno nuovamente, rilanciano la notizia, ma poi c'è il tema legato a quelli che sono i risvolti che troviamo nella politica regionale siciliana, i risvolti che arrivano da questa notizia, soprattutto per quanto riguarda la maggioranza. C'è un articolo che parla appunto della regione della bufera proprio sulla Sicilia. L'ombra degli scandali sui risultati di Schifani e il rischio logoramento. L'arresto di Cuffaro allunga la lista dei guai giudiziari, il governatore punta sui numeri del risanamento e vola intanto da Tajani. Anche questo è un tema appunto legato a ciò che sta succedendo a livello di inchieste giudiziarie e che si riflette sulla politica siciliana. Ricordiamo che per quanto riguarda la politica siciliana il tema dominante adesso diventa anche la manovra che porta ovviamente con sé tutte le decisioni della Sicilia, dell'ARS, chiaramente legate appunto alla situazione economica della nostra regione. Gazzetta del Sud, vi faccio vedere anche qui, il titolo è ancora: arresti domiciliari per Cuffaro, accusato di essere a capo di un comitato d'affari, respinta la richiesta intanto per l'onorevole Romano. Ma troviamo anche temi legati al resto, come ad esempio la Liberty Lines nella bufera con le 7 misure cautelari, e poi la questione del ponte al Consiglio dell'Unione Europea dei trasporti, altro duro scontro tra Salvini e Bonelli, con il PD che continua a chiedere la restituzione
restituzione dei soldi alle regioni per una opera che appunto secondo il PD non verrà realizzata e i cui fondi devono essere restituiti. Questa è la Gazzetta del Sud che riprende appunto i temi che vi abbiamo detto legati a Cuffaro, anche che ritroviamo ad esempio anche sul Giornale di Sicilia. Il titolo è Cuffaro agli arresti, il resto si sgonfia, niente associazione delinque nell'inchiesta su appalti e sanità, domiciliari solo per 3 dei 17 indagati, fra cui appunto l'ex governatore che vediamo anche nella foto, che ex presidente per Totò Cuffaro. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari. Andiamo adesso a vedere invece altre notizie che arrivano da Catania, perché ieri l'abbiamo seguito anche attraverso i nostri telegiornali. C'è stata la presentazione del programma di Sant'Agata per quanto riguarda il prossimo anno, il 2026, con il solito accento rivolto sui solleciti dell'arcivescovo. Guardate quello che scrive il tomo di Catania della Sicilia. Sant'Agata 2026, c'è il programma ma pure i solleciti dell'arcivescovo, la presentazione, svelati ieri tutti gli appuntamenti in vista della festa di febbraio. Ma se andiamo nella pagina interna con ancora il Giubileo agatino, il nono centenario, perché ricordiamo sarà un anno importantissimo questo per la festa di Sant'Agata. Sant'Agata 2026 è una festa con tanti appuntamenti e un monito per chi sbaglia. Renna che dice: guai a far passare le candelore davanti a certe case o bar. Io fermerei per 2 anni i portatori che si fanno strumentalizzare. Questo è un tema che resta e continua a essere significativo per quanto riguarda la festa della patrona a Catania. Ritorniamo ancora per un attimo sulla politica con le parole di Galvagno, che abbiamo già ascoltato nella serata di martedì, ma che ritornano nuovamente sulle pagine della Repubblica di Palermo, perché parla dell'inchiesta. Io non ho avuto vantaggi, si legge, la legislatura va avanti, vedremo quante indagini giungeranno a conclusione. In sanità giusto mutare metodo di scelta. Questi temi che troviamo anche sui quotidiani. Chiudiamo la nostra rassegna stampa, come sempre facciamo, con le notizie di sport, partendo dal calcio di casa nostra, cioè la Sicilia, perché c'è una bella pagina mista di sport e spettacolo sul quotidiano, ma anche sui social, perché tutto è stato rilanciato sui canali social del club rossazzurro. La maglia del Catania a Fiorello, l'incontro col dirigente della comunicazione Giuseppe Sapienza e l'omaggio nel backstage. La mia prima partita con papà al Cibali, racconta Fiorello, nel 1971 contro l'Inter. Oggi dice siamo primi in Serie C, ed è comunque questo è un altro tema. Ricordiamo che il Catania giocherà domani la partita contro il Crotone per mantenere la vetta. Per quanto riguarda invece lo sport nazionale, si parla di Coppa Italia, perché strano a dirsi, in un calendario costipato, questa settimana è la settimana della Coppa Italia, in cui anche le big sono entrate in gioco. Sappiamo della Juventus che ha passato il turno. Ieri è toccato all'Inter, che ha battuto il Venezia nettamente con il punteggio di 5-1, in gol un esultante, come vedete, Pio Esposito, e anche Diouf e Bonni, ad esempio, che partecipano allo show con la doppietta di Thuram. Bene anche l'Atalanta, che ha battuto 4-0 il Genoa con Palladino e Rinata, leggiamo, mentre il Napoli ha sofferto tanto con il Cagliari, arrivando fino ai rigori. Pensate, 20 rigori calciati, uno anche dal portiere del Napoli, che vedete nella foto, Milinkovic-Savic, che poi ha parato il rigore decisivo, e dunque il
il Napoli ha passato il turno ed è una notizia perché il Napoli non passava ai quarti di finale di Coppa Italia da quasi 5 anni. Il Milan intanto oggi scopre Yashari, altro ottavo interessantissimo fra Lazio e Milan all'Olimpico, mentre le notizie negative sono per la Juventus con Vlahovic e Gatti che oggi si operano, due colonne, una dell'attacco e una della difesa, che non possono, che saranno fuori ovviamente per questa parte della stagione juventina. A proposito di Juventus, e chiudiamo, vi faccio vedere anche Tutto Sport con le parole di Chiellini che parla dell'allenatore della Juve, cioè di Spalletti. Luciano vive per la Juve, sta dando tutto se stesso per invertire la rotta di una stagione difficile, complicata, non la prima in questi anni per la Juventus. Spalletti è in missione, questo è il titolo. Il dirigente bianconero dice: tifosi, abbiate fede, la nostra storia è fatta di grandi cicli e di anticicli, purtroppo siamo nel secondo ma ne usciremo, e questo è ovviamente l'auspicio che avranno certamente anche i tifosi della Juventus. Noi invece ci fermiamo e lasciamo spazio alla programmazione di Telecolor. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento a tutti voi della vostra giornata.